Udinese Salernitana, gara di Coppa Italia. Ritorniamo dal successo di Parma e nello stesso tempo dall'insuccesso di Roma, ma insomma andiamo avanti così. E con Loris Agosto siamo insieme, il professor Loris Agosto, ex preside, ex amministratore comunale del comune di Tarcento e anche un tifoso dell'Udinese e anche un artista. Tra parentesi, un giorno vi faremo vedere le sue opere. Abbiamo già organizzato al futuro una mostra presso il comune di Dignano per l'anno prossimo, ma intanto parliamo di Udinese. Loris, io ho l'impressione che questa Udinese sia una discreta squadra, non vincerà lo scudetto. Cosa ne pensi? Ma sì, chiaramente lo scudetto non lo vince, però rispetto alle sofferenze dell'anno scorso, che fino all'ultimo minuto abbiamo dovuto cercare di rimanere in Serie A, quest'anno invece siamo partiti molto bene, in modo nuovo, anche se più o meno la squadra è sempre quella, però tranne qualche innesto, ma insomma il risultato è molto importante, siamo secondi in classifica e speriamo anche che oggi ci riscattiamo, no? dalla partita sì, siamo di Roma. Qui sulla porta, non siamo ancora entrati a vedere la partita. Tra qualche minuto comincerà la gara e vedremo se l'Udinese passa il turno. Probabilmente, senz'altro, non abbiamo dubbi. Speriamo di sì, insomma, ci sono tutti questi giocatori giovani adesso che vanno avanti, abbiamo tutti curiosità di vederli, tiferemo alla grande e poi vediamo cosa succede, ma insomma speriamo in un buon risultato e soprattutto poi domenica con l'Inter. E poi ce lo ritroveremo di nuovo in Coppa Italia. 15. 3 partite con l'Inter quest'anno, ne vinceremo una, no? Sì, magari sabato prossimo. Ecco, indicaci, secondo il tuo punto di vista, un paio, anche 3 giocatori che ti hanno impressionato in questo inizio di campionato. Insomma, Tauin, Okoye, naturalmente bravo, devo dire, ho visto, mi sembra un bel attaccante. E Luca, insomma, sì, Luca, insomma. Dovrebbe migliorare un po' dal punto di vista della tecnica, ma sarà secondo me il futuro centravanti dell'Italia. Sei un tifoso di vecchia scuola, nonostante tutti i tuoi impegni istituzionali. Sì, adesso sei un tifoso di vecchia scuola, vero? Sono 8 anni che sono abbonato e quest'anno sbagliando non l'ho fatto perché seguendo la sfortuna dell'anno scorso ho detto non voglio soffrire e ho sbagliato. E non soffrirai, ma sei ancora in tempo per raccogliere attorno a te le migliori sono partite. Sei anche qui per una partita di Coppa, quindi vuol dire che sei dei nostri, assolutamente. Ci dai 4 punti di riferimento al volo sulla tua arte che è stata recentemente anche riconosciuta a livello internazionale? Sì, grazie. Io prima hai parlato anche troppo bene, ma insomma comunque ho fatto una grossa mostra l'anno scorso a Palazzo Frangipane a Tarcento sul tema delle migrazioni, sul tema dell'ambiente e sul tema dei bambini. Poi l'ho trasportata a Ginevra, a un istituto internazionale di alti studi di diritto e di economia e recentemente, proprio chiuso domenica, un'altra mostra a San Daniele alla Chiesa della Fratta, molto bella, molto interessante. E quindi il prossimo appuntamento, il prossimo anno a Dignano, ti abbiamo già prenotato. Tornando all'Udinese, ti convince questa dirigenza? Sì, Pozzo mi hanno sempre convinto, perché insomma 30 anni sono 30 anni. E questo nuovo allenatore è sempre le scommesse che loro fanno, è interessante, è una cosa nuova, è una innovazione, un po' una rivoluzione piccola, no? Per noi italiani che non siamo abituati a parlare inglese, e qui bisogna un po' imparare piano piano a conoscere il mondo. Certo, bene, Loris Agosto, grazie, ti lasciamo andare nel tuo posto in tribuna. Udinese Salernitana, tra qualche minuto si comincia, chi vedrà questa trasmissione la vedrà già dopo, alla fine della gara, e sapremo già il risultato, ma le premesse sono buone.